Pace, fratelli e sorelle, benvenuti. Leggevo stamattina questo breve passo di prima Giovanni 5 al verso 4, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Noi sappiamo che quando si parla del mondo si identificano le nostre fragilità, le nostre carnalità, tutto ciò che ci scollega da Dio. Questo è il mondo, quello che non è di Dio. E si parla molto in questi tempi di guerra, ci sono vittorie, conquiste. Qui nella parola di Dio c'è scritto che la nostra vittoria è la nostra fede, il credere. Questa mattina, con i canti che canteremo insieme per dare gloria a Dio, lodarlo ed adorarlo, teniamo in mente che l'unica vittoria che noi possiamo avere, umanamente parlando, certe situazioni le guardiamo, c'è poco di vittorioso. Nella nostra umanità, una persona malata, cosa c'è di vittorioso? La vittoria è la nostra fede, l'unica vittoria sta dentro di noi. E la vittoria è passata dalla croce, quindi tante volte noi vogliamo la gloria e la vittoria. Ogni vittoria passa dalla croce di Gesù Cristo, che ha fatto quello proprio al posto nostro. Lodiamo il Signore tutti insieme, proprio pensando che noi abbiamo una grande opportunità di vittoria ed eterna. Amen. Chi
spirito forza non ha. So che il tuo spirito lo rafforzerà. E se il mio occhio ha perso la luce, la tua presenza lo ravviverà. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. E se il mio cuore è freddo ormai, so che il tuo spirito lo riscalderà. E se nel petto ho solo una pietra, so che il tuo nome inciderà. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. Perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò, come te io sarò, come te io sarò. Le paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Delle paure non sono più schiavo, sono un figlio di Dio. Mi hai chiamato a te
pace del Signore anche per quanti sono in collegamento con noi. Gloria a Dio per quanti questa mattina avrebbero voluto essere qui e non lo sono, che Dio li benedica grandemente. Sapete che ancora alcuni sono stati colpiti ancora da questo virus che circola. Quindi vogliamo pregare il Signore che Dio li benedica, li sostenga, li protegga. Alleluia. Un ringraziamento in modo particolare a quanti si sono predisposti ieri per andare a fare la raccolta alimentare. Eravamo in 3 posti consecutivamente, quindi non è stato facile, ma per quanti si sono iscritti proprio all'ultimo momento, anche per dare un aiuto, una mano e anche e soprattutto una testimonianza. Ci tengo a precisare una cosa, fratelli, che sono usciti gli articoli adesso dal Comune, ha fatto gli articoli dei collaboratori, coloro che hanno collaborato con il Comune. Noi usciamo sempre, o meglio, almeno al momento, esce come Finestra del Sole. Io preferirei che usciamo come Chiesa Cristiana Evangelica di Marostica. È normale comunque perché ovviamente ci conoscono, o meglio, l'associazione è riconosciuta adesso all'interno come un'associazione Onlus, ma noi dobbiamo essere riconosciuti come Chiesa. La nostra è una testimonianza, non siamo semplicemente una onlus, noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo. Quindi so che Marco ha accennato qualcosa al responsabile per dire ok, va bene anche la Finestra del Sole, ma mettete anche la Chiesa, perché in realtà la Finestra del Sole siamo noi, è la Chiesa, sono i membri della Chiesa. Quindi dovremmo più uscire come Chiesa. Però loro cercano di evitare di mettere... Però se andate a vedere la Chiesa di Sant'Antonio c'è, la Chiesa di quest'altro c'è, ma non c'è la Chiesa evangelica. Noi invece vogliamo esserci, perché siamo una testimonianza. Amen? Poi Dio sa come portare le anime a Lui. Gloria a Dio. Quindi vogliamo ringraziare il Signore per i vostri impegni, per quanti si stanno impegnando. So che ci sono ancora diversi sabati, quindi cercate un po' di esserci. So che è un impegno, ma è una testimonianza. E poi comunque è una bella esperienza, vero? Chi l'ha fatto è una bella esperienza, perché vedete in realtà la gente come realmente desidera donare. E quindi vi ringrazio che voi che siete là fuori, è vero? Quindi una bella testimonianza. Volevo anche dirvi che al giovedì ho bisogno di coloro che si mettono in lista. Avevo mandato il messaggio, ma molto probabilmente non è stato tanto letto, perché giovedì questo abbiamo già qualcuno che si è prenotata per essere questo giovedì, ma dobbiamo ancora essere i giovedì successivi ancora, perché è bello. Ritenete bello sentire non soltanto la voce del pastore, o no? Anche qualcuno lo conosciamo di più, conosciamo l'esperienza, la conoscenza della parola che ha, perché così si cresce. Amen. Giovedì è stato Deborah che ha trattato qualcosa molto bello insieme con noi e ci ha fatto riflettere ancora, perché la parola di Dio fa riflettere. Amen. Voglio ringraziare il Signore anche per come Dio benedice la Chiesa economicamente, perché Dio ama un donatore allegro che esce dal profondo del cuore e si affida completamente nelle mani del Signore. Siete d'accordo? Quanti progetti noi a volte abbiamo fatto, ma in realtà non si sono realizzati, perché è un attimo che il Signore soffia su quello, non c'è più niente. Quindi ogni giorno il Signore provvede. E questa mattina il messaggio che desidero portare a voi, con la guida e l'aiuto dello Spirito Santo, dire la verità non mi ha fatto dormire, perché avevo il pensiero, ma poi non sapevo come svilupparlo. Siccome che è molto importante questo messaggio, che ho reputato, mi sono alzato alle 4 questa mattina per prepararlo. Perché vi dico per prepararlo? Perché questa mattina ve lo proietterò tramite PowerPoint. Perché tramite PowerPoint? Perché sapete, scientificamente approvato, e anche statisticamente, che si apprende di più quando qualcosa viene proiettato. Nella nostra mente lo conserviamo, lo teniamo di più. E questa mattina io vorrei
che il messaggio della parola di Dio, che il Signore ha messo nel mio cuore, lo ha messo non soltanto nel mio cuore, ma nei cuori di diversi pastori che ci siamo parlati e stiamo vedendo la realtà sotto i nostri occhi. Ma nulla di scandaloso, perché questo avviene nella Chiesa del Signore. Sta avvenendo. Il Signore ce lo ha già predetto. La carità dei più si raffredderà. Negli ultimi tempi il 50%. Vi ricordate cosa dice la parola di Dio? Quando parla del suo ritorno, 2 saranno in un campo, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. 2 saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Questo non vuol dire che il Signore prende mia moglie, non mi prende a me, no, gloria a Dio, non è questo. Però il 50% sarà rapito e andrà con il Signore. Ora la domanda è: tu sei nel 50% che sarà rapito con il Signore? Perché tu puoi partecipare, essere in una chiesa evangelica, tu puoi partecipare ad essere un membro di una chiesa, qualunque essa sia, ma hai fatto un'esperienza con il Signore? E allora il messaggio di questa mattina è: tu credi? Tu credi? Ora vediamo in che modo noi crediamo. Allora, ok, c'è una grande differenza tra credere con la mente e credere con il cuore. Siete d'accordo? Io posso credere con la mente, ma poi il cuore non credo. Quindi è una battaglia tra la mente e il cuore. La parola di Dio ci dice: conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo levarsi è certo come l'aurora, egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia alla terra. Sforziamoci di conoscere il Signore, sempre di più. Questa dovrebbe essere proprio qualcosa di primario nella nostra vita. Ogni mattina noi ci dobbiamo sforzare di conoscere sempre di più il Signore. Se noi pensiamo che abbiamo conosciuto appieno il Signore, siamo illusi, stiamo illudendo noi stessi. Perché Dio è qualcosa di immenso, di glorioso. Quante cose io pensavo di sapere di Dio e mi sono dovuto ricredere. Perché Dio non è quello che penso io. In 60 anni non è quello che penso io. Dio va oltre la mia mente. E Lui va al di là di quello che io posso immaginare e pensare, perché ognuno di noi si è fatto un Dio personale. E come ce lo siamo fatti questo Dio personale? Da quello che abbiamo ricevuto. Indottrinamento, falsi insegnamenti. Questo ha fatto sì che noi abbiamo visto un Dio in base a quello che noi abbiamo ricevuto e ci hanno insegnato. Un Dio che è pronto comunque a giudicarti, se stai sbagliando, se non stai sbagliando, quello che fai, quello che non fai. E anche comunque un Dio che è lì sempre con la frusta in mano, che appena sbagli ti dà una frustata, e se tu devi dire qualcosa te lo devi meritare. Proprio giovedì abbiamo sentito lo studio che Deborah ci ha portato, proprio questo, dal figliol prodigo e suo fratello, no? Meritare qualcosa. Da una fede prodotta da una credenza collettiva ad una persuasione individuale. Ok? Guardate che oggi nelle chiese ci sono tanti che camminano e sono inseriti all'interno delle chiese che hanno una credenza collettiva, ma non hanno fatto un'esperienza personale con il Signore. Mi state seguendo? Questi li vedremo cadere piano piano. Piano piano cadranno, si allontaneranno, perché ci sono delle promesse che il Signore ha fatto. Quando passerai per dei fiumi, io sarò con te. Quando attraverserai il fuoco, quindi queste cose avvengono sulla vita del cristiano. Piove sul giusto e piove sull'ingiusto. Quindi piove anche sulla nostra vita. Ma c'è una differenza. La differenza è: la fede cristiana non viene trasferita, viene sperimentata.
Mio papà non mi ha potuto trasferire la sua fede a me. Io sono nato, cresciuto in una famiglia pentecostale, ma mio padre non mi ha potuto trasferire quello che lui ha potuto fare, essere un esempio di fede. Mi state seguendo? Davide afferma: io ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Tu devi cercare il Signore. Se tu sei qui questa mattina, dovresti dire, se hai fatto un'esperienza con il Signore, quello che Dio ha fatto in te. Perché solo questo tu puoi andare a raccontare agli altri. Tu non puoi portare una dottrina agli altri, tu devi portare la tua vita agli altri. Devi raccontare ciò che Dio ha fatto in te. Era quello che Gesù disse: va e racconta a casa tua, ai tuoi, ciò che Dio ha fatto in te. E il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che Dio ha fatto in me, quello io ti dico. Io ero un ladro, ero un drogato, ero un alcolizzato, ero un delinquente, ero, e possiamo aggiungere tanto, ero, ma Dio mi ha liberato. Mi ha tirato fuori da un pantane fangoso. Sopra la roccia egli mi ha fatto mettere i miei piedi. Egli ha trasformato completamente la mia vita. Dio non ha migliorato la mia vita, l'ha cambiata. Gesù non è morto per migliorare le vite, Gesù è morto per cambiare completamente la vita. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Ecco perché sulla lapide di Antonio ho fatto scrivere: nato e rinato. Il testo della parola, scusatemi, devo andare indietro. No, sono andato troppo indietro. Ok, questo è il testo della parola che prenderemo questa mattina insieme. Ho voluto prendere questo testo, Romani capitolo 4, versetto 18 al 21. Egli, cioè Abramo, sta parlando, sperando contra speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre, però davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quando egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Quanti conoscono la vita di Abramo? Abramo, come tutti quanti i personaggi della Bibbia, a volte noi vogliamo presentare un personaggio della Bibbia meglio di quello che lui è stato. Perché quasi quasi vogliamo in qualche modo fare apparire quel personaggio importante, bello, eroe, come porta Ebrei capitolo 11. Che poi tanto eroi non sono stati, non erano eroi, sono stati fortificati nella loro fede, sono caduti tutti. E a me piace vedere questo, perché? Perché mi rispecchio, perché vedo la mia pochezza, le mie mancanze, e in questo mi raffiguro e dico gloria a Dio, perché se quelli sono stati uomini come me e sono venuti meno,
ma oggi il loro nome è scritto nel libro della vita. Quindi anch'io ce la farò. Perché Abramo ne ha fatte. Abramo ne ha fatte. Abramo si è fatto, aiutati che Dio ti aiuto, si è andato a letto con la sua serva, un figlio da lei. Abramo aveva qualcosa che abbiamo tutti noi uomini in comune. Sapete cosa aveva Abramo? Aveva una moglie. È qualcosa che abbiamo tutti noi uomini in comune. Sapete cosa? Che la donna comanda. E che se ne dica? Il bello è che Dio gli dice ad Abramo, quando manda via la serva, vi ricordate? Dio gli dice ad Abramo, ascolta Anna, ascolta tua moglie Sara, scusate, ascoltala, questo è il bello, che gli dici però ascoltala, fai così, ma non ti preoccupare, ma fai così. Gloria a Dio per le compagne che Dio ci ha dato. Oh, pochi amen. Beh, le sorelle posso capire, ma io volevo sentire gli amen dei fratelli. Allora lo ripeto, gloria a Dio per le compagne e le mogli che Dio ci ha dato. Ah, il primo è stato Carlo. Alleluia. Andiamo avanti, poi ritorneremo su questo passo. Vediamo se ci riesco. Ok? Romani 4:21, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente di farlo. Perché era pienamente convinto? Per quale ragione era pienamente convinto? Era un uomo come te e come me. Per quale ragione era pienamente convinto? Me lo sapete dire? Perché l'aveva sperimentato. E che se ne dica, tu puoi frequentare la Chiesa, puoi venire, puoi ascoltare le testimonianze, puoi ascoltare ciò che Dio ha fatto negli altri, ma se non l'ha fatto nella tua vita tu non sarai pienamente convinto, perché tu sei convinto di quello che hai visto, di quello che hai toccato e di quello che è avvenuto nella tua vita. Questa è la Chiesa. La Chiesa è fatta da coloro che hanno fatto un'esperienza con il Signore, che possono raccontare ciò che Dio ha fatto nella sua vita. La mia vita. Mi ricordo una volta mi scrivevo con Ferdinando, il professore. Eccolo lì là in fondo. Lui poteva insegnarmi tante cose, una preparazione, una conoscenza, l'esperienza. Anni, anche come scienziato, medico, tanti anni. E ricordo che una volta gli dissi, io una cosa so, perché se andavamo un po' sul lato scientifico, fratelli, chi sa rispondere, chi sa dare le risposte? La fede è inspiegabile, o ci credi o non ci credi. Se tu mi domandi della Trinità, io non so spiegarti la Trinità, non te la so spiegare, perché è inspiegabile. Ma gli dissi al professore, io una cosa so, che prima ero cieco, io oggi ci vedo. Non so se questo fu un verso che toccò la sua vita, non lo so, però fatto sta che lui è qui. A 92 anni ha accettato il Signore nella sua vita. E forse potrei dire, professore, cosa è successo? E sicuramente mi dirà, sono certo, ho sentito lo Spirito Santo che ha parlato al mio cuore. Perché quello che ti cambia, quello che ti fa un figlio di Dio è lo Spirito Santo. Non è un lavaggio del cervello. Andiamo avanti. Gloria a Dio. Ebrei, capitolo 11, versetto 19. Abramo era persuaso che Dio era potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come una specie di resurrezione. Ora voi capite che
Abramo non poteva avere figli, era impossibile avere dei figli. Ora se voi andate a vedere nell'originale, quando parla di risuscitare, un uomo che non può più produrre è considerato morto. Morto. Non può più produrre. Abramo era considerato, non poteva più produrre, ma Dio lo ha risuscitato. Gli ha dato un figlio a 100 anni. 100 anni. E Sara, anche lei, era avanzata di età. Ora, quando lui lo ha portato lì, che Dio gli ha detto: portami tuo figlio, colui che tu ami. Perché Dio quello che vuole vedere dalla nostra vita, chi abbiamo al primo posto nella nostra vita? Io ho potuto vedere famiglie intere, ho potuto vedere credenti da anni nella fede che si sono allontanati dalla fede perché è successo qualcosa al figlio, alla figlia, o al marito, o al nipotino, si sono allontanati. Perché quando tutto andava bene, Dio era Dio. Quando le cose invece hanno iniziato a prendere una piega differente, si sono allontanati da Dio. Seconda Timoteo, capitolo 1, versetto 12, questo è uno dei miei versi preferiti. Ascoltate cosa dice Paolo. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto. E sono persuaso. Quante volte mi avete sentito predicare su questo termine? Persuaso. L'adopera soltanto Pietro e Paolo. Sono solo loro due, voi andate a vedere nel Nuovo Testamento, sono solo loro due che usano questo termine. E persuaso vuol dire pienamente convinto, al 100%. Persuaso. Se il tuo cuore non appartiene al Signore, il mio cuore non appartiene al Signore, non possiamo essere persuasi. E neanche persuadere gli altri. Se invece il nostro cuore appartiene al Signore, accade quello che accade, noi siamo persuasi che la nostra vita è nelle mani di Dio. E lì si vede la differenza. Non quando tutto va bene, ma quando ti piovono addosso le bombe, come stiamo vedendo adesso che i figli di Dio sono là sotto e dicono: accade quel che accade, la mia vita è nelle mani di Dio. Mi possono togliere la vita adesso, ma io andrò con il Signore. Questa è una certezza meravigliosa che nessun uomo potrà mai darti. Credere con il cuore, Romani capitolo 10, versetto 9 e 10, e questo voglio sottolinearlo nella tua vita e nella mia vita, perché questo è quello che dice la parola. Ascoltate bene quello che dice: poiché se con la bocca avrai confessato che Gesù è il Signore, avrai creduto non con la mente, non con la mente, ma avrai creduto con il cuore, perché quello che voglio dirti è che Dio guarda al cuore. Io posso dalla mia bocca far dire quello che voglio, è la mia mente che va, ma il mio cuore è lontano. Così dice la parola di Dio: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Mi state seguendo? Siete attenti? Grazie Signore. Romani? Questo 2 volte è stato messo. Ok? Non so perché. Deuteronomio 4:29. Ma di là cercherai l'Eterno il tuo Dio e lo troverai se lo cercherai. Se lo cercherai. Dov'è il tuo cuore? A chi hai dato il tuo cuore? Il mio cuore è di mio marito. Il mio cuore è di mia moglie. Il mio cuore è dei miei figli. Guarda chi me li tocca. Come mi ha detto qualcuno. Dio non doveva farmi questo. Ci prendiamo anche questa confidenza con Dio. Dio è Dio.
I figli che Lui mi ha dato sono Suoi. E io li ho goduti fino adesso a 31, 32, 33, 32 anni di vita. E Dio me li ha donati. E noi siamo tutori. Non siamo padroni dei nostri figli. Siamo tutori. E Dio può chiamarli quando vuole. Dio è Dio. Lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Dove l'ha detto lo stolto? Nel suo cuore non c'è Dio. Lo stolto l'ha detto nel suo cuore. Fratello, tutto quello che esce dal nostro cuore è peccato. Lo dice la parola di Dio. La scrittura ci dice che Paolo dice non è peccato quello che entra dalla bocca, ma ciò che esce è peccato. E quello che esce dal nostro cuore, Dio lo pesa. Dio lo pesa. Quando noi abbiamo qualcosa a cuore, Dio lo sa. Perché Dio guarda il tuo cuore. Dio guarda il mio cuore. Questa mattina Dio ha guardato il cuore di ognuno di noi, perché li conosce perfettamente e sa che cosa stai pensando nella tua mente e cosa c'è nel tuo cuore. Se tu hai a cuore le vie di Dio, Dio ti benedirà. Se tu lo hai messo al primo posto nella tua vita, Dio ti benedirà. Se tu ce l'hai solo per le tue cose, Dio nella sua grande misericordia ci ha benedetto lo stesso. Ma Dio non ci ha salvati perché noi imparassimo una dottrina. Dio non ci ha tirati fuori, per quanto mi riguarda, io no, perché sono nato nella chiesa evangelica pentecostale, ma non ti ha tirato fuori dal cattolicesimo per entrare in un'altra religione. Dio, ve l'ho detto tante volte, Dio ha tanti cattolici che lo amano, perché Dio guarda il cuore. Dio guarda il cuore. Dio risponde alle preghiere fatte con il cuore. A chi risponde? Anna parlava in cuor suo, soltanto le sue labbra si muovevano, ma la sua voce non si udiva. Quando siamo in chiesa, quando stiamo insieme nel lodare il Signore, a volte la persona che è vicino a noi, adesso magari siamo un po' distante, quindi facciamo fatica a sentire, ma quando prima eravamo proprio attaccati uno con l'altro, sentivi quello che era vicino a te, però la sua vita non era coerente. Anna muoveva solo le labbra, ma quello che stava parlando era il suo cuore. E Dio cosa ha fatto? Ha ascoltato il suo cuore. Quello che non aveva ascoltato il sacerdote, il sommo sacerdote che era abituato a fare un culto in una determinata maniera. Perché oggi anche nelle nostre chiese, che se ne dica, siamo abituati a fare i culti in una determinata maniera. Siamo chiamati a chiamare l'appello alle persone: vuoi accettare Gesù? Vieni avanti, fammi sentire, fai la preghiera. Lui ha accettato il Signore, tutti quanti, gloria a Dio. Ma ci rendiamo conto che la salvezza è personale e individuale? Ci rendiamo conto che noi non dobbiamo raccontare le cose agli altri se Dio non ha fatto nulla nella nostra vita? Non dobbiamo, come dire, manifestare chi non siamo realmente. Io devo raccontare ciò che Dio ha fatto in me. E allora ecco la testimonianza reale, verace, nella Chiesa del Signore. Fratelli, questa mattina io vorrei sentire, per favore, a mani alzate, quanto Dio ha guariti? Alzate la mano. Guarigioni, gloria a Dio. Guardatevi intorno, fatevi una gira, guardatevi intorno. Quanti avevano magari problemi e non hanno vergogna di tossicodipendenza? Alzate la mano. Guardatevi intorno.
Quanti bevevano qualche cosina in più la sera, erano un po'... Quanti andavano e gli piaceva? Quanti erano oppressi dal peccato? Quanti erano brave persone ma avevano bisogno della salvezza? Abramo credette. Sai perché credette? Perché fu fortificato nella fede. Ecco la chiave vincente, eccola la chiave vincente. Abramo fu fortificato nella fede e tu questa mattina puoi essere fortificato nella fede. Quell'uomo andò dal Signore, vi ricordate quel padre di quel ragazzo che andò dal Signore e gli disse: Signore, sovvieni alla mia incredulità. Per favore, sovvieni alla mia incredulità. Fu sincero, onesto. E il Signore... Perché prima io avevo sempre questo mi era stato insegnato. Il mio insegnamento che ho ricevuto anche dalle scuole domenicali, grazie a Dio poi il Signore sa come lavorare nelle nostre vite, che ti dice o sei credente o non credente. O sei... se una cosa tu... per ricevere non devi avere il dubbio nella tua vita. Ok? Questo mi era stato insegnato. Però voglio dirti questo, che io ho ricevuto dal Signore anche quando ero in dubbio. Voi pensate che non era in dubbio Abramo? E se non era in dubbio, perché ha riso? E se non era in dubbio Sara, sua moglie, perché ha riso quando il Signore gli ha detto da qui a un anno? Perché? Perché era impossibile. Era impossibile. Ci sono certe cose che noi vediamo che è impossibile all'uomo, ma ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. E sovvieni alla mia incredulità. E Dio tante volte si è venuto incontro alla mia incredulità. Mi ha aiutato, mi ha sostenuto, mi ha tenuto in piedi e mi ha dimostrato e mi ha sbalordito che Lui è andato al di là di quello che io immaginavo e pensavo. E oggi, se posso dire certe cose, perché le dico? Perché l'ho sperimentato. Perché l'ho visto sulla mia vita. Io ho visto una gamba allungarsi sotto i miei occhi. Si è allungata una gamba. Io l'ho visto. E posso testimoniare davanti a Dio. Io l'ho visto. Io ho visto miracoli, prodigi, ho visto liberazione, guarigioni. Li ho visti. Io li ho visti. Ho visto persone serpeggiare a terra come serpenti, tirare fuori una lingua come un serpente. E ho visto che nel nome di Gesù, con l'autorità dello Spirito Santo, sono stati liberati. Io l'ho visto. Ho visto persone che si drogavano il giorno prima, il giorno seguente erano lì a insegnare agli altri quello che dovevano fare. L'ho visto con i miei occhi. Ho sentito, perché me lo diceva chi ho conosciuto, che quando si bucava, si metteva l'ago nelle vene, ma non entrava. L'ago si piegava. Testimonianze veraci, vere. L'ho visto. E quello che lo andava a raccontare a chi si drogava, gli stava dicendo quello che gli era successo a lui. Che l'Eterno è potente da liberarti. In un minuto. In un minuto il Signore è potente da liberarti completamente. Non ha bisogno di... come si chiama quella roba che ti danno quando sei... il metadone. No. Il Signore è il metadone. Eccolo qua. Anna rompeva il cuore davanti al Signore. Anna era salita al Tempio con un cuore rotto.
Anna aveva un solo desiderio, quello di avere un figlio. Però questo desiderio che lei aveva era per l'opera di Dio. Se tu mi darai un figlio, Signore, io non me lo godrò, lo porterò a te. Appena svezzato, io lo darò al Tempio. Sarà un tuo servitore. Quello che tu hai in mente nella tua vita, se è nel piano di Dio, perché Dio ha già un piano sulla tua vita. Seguitemi, fratelli. Perché tante volte dico, noi dobbiamo entrare nel piano di Dio, non è che Dio deve entrare nel nostro piano. Noi entriamo nel piano di Dio. Vi ricordate che vi ho fatto una piccola, che poi qualcuno mi ha detto, dovessi approfondire questo, che dobbiamo pregare in base, come in autorità con le scritture. Nella sua parola dobbiamo essere trovati pronti, in armonia con la parola di Dio. Tutto quello che chiederete al Padre mio, egli ve lo darà. Nel nome di Gesù, egli è la parola fatta carne. Vi ricordate? Ho iniziato questo. Dio aveva un piano ben stabilito per il popolo di Israele. Erano anni che non si sentiva più la voce di Dio. Anni che il profeta Eli non sentiva più la voce di Dio, a tal punto che non l'aveva sentito quando lui stava dormendo, che chiamava il fanciullo. E se voi andate a vedere, è scritto che da tempo non si sentiva che Dio non parlava al suo popolo, però Dio parlava a un bambino. E era nel piano di Dio che Anna doveva salire al Tempio, che doveva offrire il suo cuore al Signore. Stava preparando attraverso il grembo suo il profeta di Israele. Dio ha un progetto, un piano meraviglioso. Dio ha un progetto, un piano meraviglioso per la tua vita. È meraviglioso, è stupendo. Ogni cosa deve coincidere e tu devi entrare nel piano di Dio. E quando noi entriamo nel piano di Dio, la nostra vita viene appagata davanti a noi, si appiana davanti a noi. E allora è importante. Una donna della città di Tiatiri, vi ricordate di chi è questa? Ecco, lo dice là. Commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare il Signore e Dio le aprì che cosa? Ah, non la mente. Dio le aprì il cuore. Che questa mattina questo messaggio Dio possa aprire il tuo cuore e che tu lo possa conservare nel tuo cuore. Perché io non so che cosa affronterai domani, neanche io lo so cosa affronterò domani, però se tu affronterai il domani con la certezza che Dio è nella tua vita, se lo hai fatto Signore e Salvatore della tua vita, e allora il Signore si prenderà cura di te. Ogni cosa sotto il suo controllo. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, perché colui che ti protegge non dorme e non sonnecchia. Non avere timore di quello che sta succedendo, non avere paura di quello che sta accadendo, perché noi facciamo parte del popolo di Dio. Alleluia. E mentre proseguivo il loro cammino, giunsero in un luogo con l'acqua e l'eunuco disse: ecco l'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse: se tu credi con tutto, non con la tua mente, non è un lavaggio del cervello il cristianesimo, è un rapporto personale con Gesù. È un'esperienza personale con Lui. E allora se tu sei sceso nelle acque battesimali perché ce l'avevi in mente ma non in cuore, ti sei fatto un bagno. Sei entrato asciutto e sei uscito bagnato. Noi a maggio avremo i battesimi. Molto probabilmente la prima settimana di maggio. Ci sono alcuni che già mi hanno chiesto: Pastore, io voglio esserci per i battesimi. Se non c'è ancora qualcuno che vuole fare il battesimo e questa mattina lo vuole fare, scrivimi, mandami un messaggio, dici: anch'io voglio fare il corso battesimale. Perché tutto questo avviene
se tu hai creduto con il cuore. Eccolo là. Ed egli rispose: io credo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Allora comandò il carro di fermarsi, ambedue, Filippo e l'eunuco, cosa fecero? Filippo prese un po' di acqua in un tachino, in un mestolo, glielo mise in testa e discesero le acque ed egli lo battezzò. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia. Io già gioisco per quelli che mi hanno detto: voglio fare i battesimi, voglio ricevere Gesù, e fallo presto prima di andare in cielo. Fallo presto. Ascolta ciò che il Signore ti dice. Eccoli là. Alleluia. E allora questa mattina voglio dirti questo e concludo. Io non conosco la tua vita, solo tu la conosci. E non la conosce neanche tuo marito, tua moglie, tuo papà, tua mamma. No, nessuno la conosce. Dio ti conosce. Sai perché? Perché è Lui che ti ha creato. È Lui che ti ha messo in vita. E questa mattina Lui ha fatto sì che tu fossi qui. E chissà quante altre volte ti sei trovato in un messaggio del genere, non portato da me, ma il Signore ha parlato. Sapete, non ho tempo questa mattina, perché sta volando il tempo. Ma se andate a vedere Giudici, capitolo 6, magari lo fate a casa, a un certo punto c'è Gedeone che è nascosto, perché i madianiti vengono e rubano il grano, si rubano le cose, e lui è nascosto e sta setacciando il grano. E a un certo punto l'angelo del Signore gli apparve: oh uomo forte e valoroso, e lui dice all'angelo, lui dice: il Signore è con te. E lui gli dice: ah, se fosse con noi il Signore, dove saremmo noi? Vabbè, lo devo prendere un attimo perché serve. Alleluia. C'è qualcuno che l'ha preso prima di me? Chi è? Ok, dategli un microfono a Rachele. Capitolo 6. Leggi i primi versi, per favore, Rachele. Eccolo qua. Ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. E il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele. E per la paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero quelle grotte che sono nei monti, delle caverne e dei forti. Ok. Vai al versetto 8, così voi ve lo leggete a casa. Vai al versetto 8. Ok, il Signore mandò ai figli di Israele un profeta che disse... Chi mandò il Signore? Mandò un profeta. Fecero ciò che è male agli occhi del Signore, ma il Signore gli mandò un profeta. E il profeta che cosa gli disse? Andiamo avanti. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io vi feci salire dall'Egitto e vi feci uscire dalla casa di schiavitù. Vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano. Li scacciai davanti a voi, vi diedi il loro paese e vi dissi: io sono il Signore il vostro Dio, non adorate gli dei degli Amorrei nel paese dei quali abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Punto, fermati. Poi venne l'angelo del Signore, in questo poi non sappiamo quanto tempo è passato. Ma Dio aveva mandato un profeta e questa mattina Dio ti ha parlato al tuo cuore, ricordatelo. Ricordati che Dio ti ha parlato al tuo cuore. Ricordatelo che un giorno te lo farà vedere. Io ti ho parlato quel giorno apertamente.
Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sul tabernato di Ofra e gli dice: guardate, andate a vedere quello che Gedeone dice. Tutto quello che Gedeone dice, l'angelo il profeta gliel'aveva detto a lui. Ma lui contraddice. Cioè sta dicendo: non sapevamo niente. Fratelli, Dio parla. Amen. Dio sa parlare. E come se sa parlare? Una volta mi ha parlato anche attraverso un cartone animato. Lo stavo guardando e sono rimasto come lo Spirito Santo parla. E ci diceva il fratello Mario, quando ha fatto lui l'altra settimana lo studio: sapete come ha conosciuto il Signore? Dove Dio gli ha parlato? Quanti lo sanno? Alzate la mano. Lo dico io, su un cimitero. Si è fermato vicino a una lapide e ha letto, e su quella lapide ha scritto: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca. A me non aveva mai detto, vabbè, ma Dio sa come parlare al tuo cuore. Sa dove portarti per parlarti, anche in un cimitero. Gloria a Dio! Ecco perché non capirò mai Dio. Ma gloria a Dio per questo. Perché voglio conoscerlo sempre di più. Siete d'accordo con me? Che bello conoscere il Signore. Allora conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Gloria a te. Alleluia. Gloria a Gesù. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo. Grazie Padre per come, Spirito Santo, per come mi hai aiutato questa mattina. Grazie Signore per come hai fatto sì che io ho potuto esporre la tua parola, Signore, riconoscendo che non sono capace, ma confido nello Spirito Santo che possa veramente portare al nostro cuore, ad ognuno di noi, a riflettere, perché i tempi si fanno sempre più difficili. Signore, tu non hai nipoti, tu hai figli. E Signore, se questa mattina in mezzo a noi ci sono dei nipoti, ci sono coloro che invece seguono perché ti seguono soltanto con la mente, non con il cuore. Questa mattina io ti prego, Spirito Santo, che possano aprire il loro cuore per far sì che Cristo Gesù il Signore possa entrare nelle loro vite, spazzare quei cuori, purificarli, cambiarli, trasformarli completamente. Ascolta il grido del cuore, Spirito Santo, questa mattina. Sono certo che tu lo farai. Così anche qualcuno di loro in mezzo a noi può dire: io so in chi confido. Grazie per questo culto. Grazie per il tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, benedici il resto di questa giornata. Usaci per la tua gloria. Amen. Dio ci benedica.